Fiume caratterizzato da un ottimo regime d'acque permanente e da un'elevata portata, la Livenza fu navigabile fin dai tempi più remoti, assumendo in questo modo un'importanza strategica per i commerci con il nord Europa e per lo stesso sviluppo della città posta sulle sue sponde. Come Sacile ad esempio, la cui dimensione storica era strettamente legata alla vita del fiume, importantissimo centro produttivo e commerciale durante la denominazione della Serenissima Repubblica Veneta. Le grandi barche che con l'aiuto dei cavalli risalivano dal mare il fiume, portando a Venezia ogni genere di mercanzia, poi commerciata con l'entroterra, ridiscendevano quindi con il legname del bosco del Canseglio. Il centro storico di Sacile nacque così in stretta relazione con il suo fiume e il luogo di attracco era il Portus Sacili, l'attuale piazza civica. Anche le case padronali avevano due diverse entrate, quella dalla Livenza e quella da terra. Questa particolare strutturazione determina tuttora l'armonia e il fascino di questa tipica città fluviale, ricca di tradizione e storia. Così, se si vuole parlare della Livenza, è bene considerare separatamente i due momenti morfologici caratterizzanti il suo corso. C'è la Livenza dei lenti meandri tra la vegetazione di ripa e delle smorte e c'è la Livenza del centro storico di Sacile, su cui si specchiano le facciate dei palazzi in stile veneziano, che acquisiscono il fascino sottile dell'evanescenza nel frantumarsi dei colori del vario muoversi della corrente fluviale. Tra i palazzi situati sull'acqua va menzionato su tutti Palazzo Ragazzoni Flangini Biglia, ora proprietà comunale. La famiglia Ragazzoni, appartenente alla ricca borghesia mercantile veneziana, lo innalzò a propria dimora aprendone le porte a nobili e reali d'Europa. Le gesta del leggendario mercanto Giacomo Ragazzoni ed i fasti raggiunti dalla sua nobile famiglia sono ancora oggi narrati dal ciclo degli affreschi presenti all'interno, realizzati da Francesco Montemezzano, allievo del Veronese. Tra gli esempi di pregevoli architetture che si trovano sempre nel centro storico, non si può dimenticare il quattrocentesco palazzo comunale con il vasto porticato che domina la piazza del Popolo e il Duomo di San Nicolò, patrono dei naviganti, ricostruito nel 400 da Beltrame e Vittorino da Como. Al suo interno si può ammirare la pala di Francesco da Bassano, Madonna col Bambino e Santi, ed i cicli d'affreschi di Antonio Zago e Pino Casarini. In totale armonia con la Livenza è la chiesa ottagonale della Madonna della Pietà, che affonda i pilastri del suo elegante portico nel fiume. L'edificio seicentesco ospita tra le altre opere la quattrocentesca statua in pietra artificiale della Pietà. Numerose sono le chiesette campestri, sparse nel territorio a testimonianza del forte sentimento religioso da sempre presente in zona. A San Giovanni di Livenza se ne trova una del 300, mentre a Vistorta si incontra quella di Santa Maria delle Grazie risalente all'anno 1000. Attualmente il rapporto tra la città di Sacile e il fiume Livenza è ancora molto forte e non solo per le attività sportive che vi si svolgono. I due approdi fluviali, quello nord e quello sud di Via della Guarda, garantiscono un agevole accesso all'acqua da parte di barche, gommoni e canoe. I percorsi nautici con canoe da nave di Fontanafredda all'approdo nord di Sacile e quelle dall'approdo sud di Via della Guarda a Villa Varda Morpurgo di Bruniera consentono di esplorare un paesaggio incontaminato della Livenza, vergine tra i sinuosi meandri ed armoniose anse. Ogni anno, infine, in parte lungo le rive della Livenza e in parte nello stesso centro storico di Sacile,
si ripete l'antica sagra degli Osei, che si tiene nei primi giorni del mese di agosto da oltre 750 anni, storico patrimonio degli antichi Longobardi, tramandato sino ad oggi. Un'iniziativa nuova, ma altrettanto interessante, promossa dall'amministrazione comunale di Sacile, è Profumi e sapori nel Giardino della Serenissima e nei suoi borghi storici, che ha vita ad inizio ottobre e che promuove i prodotti tipici del territorio e il turismo fluviale. Innumerevoli le possibilità d'alloggio non solo nel centro di Sacile, ma anche in prestigiosi alberghi della prima periferia, con una qualificata presenza di bed and breakfast. I ristoranti possono soddisfare le pretese del palato più esigente, proponendo una rinomata ed antica tradizione sia di piatti di cucina friulana sia di piatti e ricette internazionali. Un discorso a parte meritano i vini locali, promossi anche attraverso periodiche manifestazioni indette dallo stesso comune. Qualità e tradizione fanno quindi del Giardino della Serenissima un luogo incantato per degustarli. Magari quelli della vicina Caneva che, dalle propaggini delle sue prealpi, da sempre è nota per i rossi soavi o per l'autoctono Verdiso. Il Gruppo del Cavallo, con la cima più alta di 2250 metri circa, domina la pianura friulana. Il suo profilo non teme confronti con qualsiasi altra vetta delle nostre Alpi. A motivo del suo innalzarsi rapido, presenta la seduzione di un panorama che molto difficilmente è dato a mirare da altre vette, e cioè di avere per limite a mezzogiorno il mare, la pianura padana a ponente, le Alpi Giulie a levante e il prospetto delle Alpi Dolomitiche con i ghiacciai del Cadore. E come per magia, ai piedi di questo incantevole gruppo montagnoso, nasce con fresca e ingenua bellezza la Livenza. Polcenigo, dove recenti scoperte hanno dimostrato per certo l'esistenza di antichissime civiltà, ebbe il massimo del suo splendore dall'Ottocento in poi. A testimonianza di tale periodo rimangono ancora oggi palazzi, case, vie, conservati quasi intatti con i propri stemmi nobiliari. Un'antica leggenda indica che il nome di Polcenigo deriva dal latino pulcher ago, cioè acque belle e chiare. Infatti, proprio a monte del paese ci sono le sorgenti del Livenza. La prima sorgente si trova alle falde del Monte Sponda, chiamata del Molinetto. La seconda, a 500 metri, denominata della Santissima,
la terza a poca distanza detta del Capitello e la quarta del Gorgazzo. La prima sorgente del Molinetto si trova al confine del comune di Polcenigo con Caneva. Le sue acque scaturiscono costantemente per tutto l'anno e dopo un breve percorso denominato Livenzetta confluiscono con quelle delle altre sorgenti, passando prima per un canale artificiale scavato nel 1910 sotto la collina del Longone. La seconda e terza sorgente, per l'importanza e per la località in cui si trovano, vengono denominate della Santissima. Infatti, oltre alla nota e suggestiva sorgente, esiste il santuario della Santissima Trinità. Tutto l'ambiente circostante è ricco di capitelli e la terza sorgente, racchiusa da uno di questi, è detta appunto del Capitello. Un vecchio detto narra che l'acqua che sgorga da essa ha dei poteri benefici per chi ha dei problemi alla vista. La Valle della Santissima, chiusa a sud dal Colle del Longone, un tempo fu una palude, ai margini della quale vennero trovati resti di civiltà neolitiche. La zona circostante la sorgente, da poco resa agibile ai visitatori, si offre come un itinerario turistico interessante con sentieri tracciati nel verde. A meno di 300 metri dalla sorgente, il primo ponte interamente costruito in legno. È posto davanti al santuario e al di sotto le acque del Livenza, con il loro unico e caratteristico colore verde smeraldo, silenziosamente iniziano il loro cammino fino alla confluenza del Rio Gorgazzo. Il buco profondissimo, con il diametro di 10-12 metri, si trova sotto la roccia plumbea del Monte Plai. L'acqua, di un colore cobalto intenso e a punti turchese, sovrastata da un bel cielo azzurro, raggiunge il massimo di una suggestiva bellezza quasi da sogno. Non per questo il cosiddetto Buso è stato immortalato nei quadri di Luigi IX ed è cantato da altri scrittori, nonché visitato quotidianamente da una folla di visitatori incuriositi e appassionati. Da lì a valle per circa 2 chilometri, abbracciando la pittoresca cittadina di Polcenigo, il Rio Gorgazzo, più torrente che fiume, confluisce nella Livenzetta, in un ambiente decisamente nuovo, circondato dal bosco del Colle di San Floriano. E come un tempo, sotto la superba presenza del castello di Polcenigo, che domina ancora con il suo ricco passato tutta la vallata, sfuggiamo assieme a Livenzetta nella zona di San Giovanni. L'ambiente che ci circonda si trasforma ancora.
l'agricoltura prevale con coltivazioni quasi esclusivamente a mais e soia e a tratti ancora verdi prati, adibiti a erbai perenni. Diamo un ultimo sguardo alle colline circostanti, tralasciando l'incontaminata bellezza del Colle di San Martino, attratti dalla bella vista della villa del Longone, inserita nell'omonimo bosco, accompagnata da quel quotidiano silenzio che solo qualche usignolo, col suo melodioso canto, riesce ad infrangere. L'ultima confluenza fra le varie sorgenti con le acque del Gorgazzo e del Molinetto fa sì che la Livenza si affacci nella pianura veneta friulana per divenire fiume. Sulle sue rive, i salici, i pioppi, gli ontani, le acacie centenarie spesso ospitano uccelli di specie indigene, quali merli, gazze, picchi, corvi e nei cannetti, assai frequentemente, palmipedi di varie specie. Quest'anno, con grande soddisfazione degli ambientalisti, si è rivista anche la poiana, con il suo volo maestoso e solitario. Trascorsi i primi chilometri di pianura incontriamo i primi insediamenti agricoli, con la loro opera di tutela e conservazione dell'ambiente. Il ponte di Fiaschetti, di recente costruzione, ci avverte che stiamo per giungere a Nave, località in comune di Fontana Fredda e precisamente alla chiesetta di San Antonio Abate. Questa chiesetta, eretta nel 1400, sta a indicare che nei pressi sorgeva un porto su Livenza e sempre per vecchi detti, il nome stesso di Nave le era stato attribuito per quel piccolo porto. Oggi l'intera zona è stata riconosciuta come zona turistico-ricreativa. Le rive e i suoi sentieri offrono sicurezza e percorribilità per coloro che desiderano percorrerli e visitarla, magari con l'alternativa di una gita in barca o in canoa, dato che a tanti anni di distanza, proprio in detta zona, si è rifatto un porticciolo.
Non ci fermiamo, anche perché il desiderio di arrivare presto a Sacile ci invita a proseguire senza perdere tempo, convinti che questa rapida gita sulla Livenza ci offra ancora delle gradevoli sorprese. In zona Ronche di Sacile, la confluenza con il primo affluente, l'Orzaia, arriva improvvisa, tanto che passi inosservata, anche perché a tratti dà un magnifico pioppeto in riva al fiume e dal canto di alcuni fringuelli che ne hanno preso possesso. Siamo alle porte di Sacile. Il ponte della statale ce lo indica e lo conferma il gruppo ospedaliero della città, costruito e ultimato da poco proprio in riva a Livenza. Il belvedere di Casa Bellavitis e il complesso sconsacrato di San Gregorio stanno ad indicare che ormai siamo in centro Sacile. Si continua a navigare sempre piacevolmente, accompagnati da verdi salici piangenti ed altre varietà di piante ad alto fusto, fino al ponte dell'ospedale. La contrada dell'Oca, che mantiene ancora oggi la sua struttura e i suoi colori, simile, vista dal fiume, ad una calle veneziana. Ad un tratto l'ambiente è cambiato. Si notano bellissimi giardini con conifere, salici ed altre piante centenario e spesso esotiche. Case dalle linee semplici e palazzi austeri pieni di storia inseriti in questo ambiente con eleganza ed armonia, a testimonianza di un nobile passato che Sacile attraversò come altre cittadine su Livenza. Il fiume improvvisamente si dirama, dividendo Sacile in due isole. Un tempo questa divisione era studiata attentamente per la difesa della città stessa. La città ha avuto senza dubbio un ruolo importante nel passato, ricco di avvenimenti storici, furiose battaglie, essendo stato il Livenza per millenni posto di confine. Le antiche mura, con i suoi torrioni, circondano l'importante castello, che ebbe, dopo varie incursioni barbariche, un periodo felice sotto la protezione della Repubblica di Venezia. In questo periodo Sacile vide fiorire l'arte, la cultura ed i commerci, che proprio grazie alla via fluviale attraccavano nei pressi dell'odierna piazza chiamata il Porto con i barconi con mercanzie e spezie. Anche i nobili, ritenendo più sicuro il Livenza, arrivavano in barca da Venezia. L'importante storia passata, con tutte le sue vicissitudini, è particolarmente ricca ed interessante. Purtroppo, come la corrente del Livenza, anche noi, con non poca nostalgia, dobbiamo scendere a tratti ancora una volta dalla curiosità delle terre lambite dalle sue acque. A valle di Sacile,
dopo aver ricevuto le acque del Rio Grava e del Rio Paisa, nel Livenza affluisce il Meschio, con le sue tumultuose acque che trascinano tonnellate di ghiaia, alterandone il percorso. Questo fondo ghiaioso sicuramente danneggia il fiume, ostruendone il fondo. Però a qualcuno piace così. Ci riferiamo ai pesci, trote, temoli ed altre varietà che trovano in questo ambiente cibo in abbondanza e un habitat naturale favorevole alla riproduzione. Siamo nei pressi di Cavolano. Il fiume compie numerose curve e, arricchito dagli affluenti, si ingrossa, delle volte abbandona il suo letto principale, scavando con l'impeto delle sue rovinose piene percorsi alternativi, creando delle sacche che con l'andare dei tempi rimangono pressoché rami morti. Una di queste, la più importante, è la cosiddetta smorta di Cavolano. Oggi tale luogo è stato acquistato dal comune di Sacile e nell'isolotto creatosi al centro sono state messe a dimora centinaia di piante, con il preciso scopo di ristabilire quell'ambiente di flora e fauna che un tempo ivi risiedeva, per scopi didattici e ricreativi. La corrente aumenta e ormai il grande Livenza fa da confine fra la terra friulana e quella veneta. Siamo nei pressi di San Giovanni e dal suo nuovo ponte vediamo il bellissimo campanile di Francenico, primo paese del Veneto a ricevere le acque del Livenza. Si sa ben poco sulle origini di Bruniera. Di certo esisteva un castello costruito in riva al fiume con 4 torri, però di questo ora non rimane più traccia, e così pure della strada ungheresca che da Bruniera portava in Cellina. Chissà, forse era nei pressi del recentissimo ponte sul Livenza, un'opera moderna e utile anche per le attuali esigenze, dato che nella zona, denominata appunto del mobile, risiedono parecchi mobilifici e industrie del settore. E finalmente a Villa Varda, di recente ristrutturazione, si presenta come un tempo nel suo massimo splendore ed eleganza. Il piacere di passare un pomeriggio visitando magari una delle numerose ed importanti mostre che ogni anno si svolgono può essere l'occasione per ammirare l'interno, rivivendo qualche istante di quella che fu la vita passata, una cosa meravigliosa come il circostante parco in riva al Livenza, piante secolari tenute in perfetto ordine con amore e cura. La retrostante scalinata si affaccia sul Livenza e anche qui, nel passato, attraccavano le barche dei nobili e senza dubbio c'erano quei collegamenti fluviali con Sacile e Porto Buffolè fino a Venezia.
Si arriva a Porto Buffolè, un paese anch'esso con molta storia. Da un villaggio di pescatori denominato Septimum Delinquentia ad una cittadina ben fortificata sotto la giurisdizione veneta, circondato dalle acque che abbracciano il castello. A testimonianza di ciò esiste il ponte, denominato Friuli. Piazza Beccaro, pavimentata in ciottolato, circondata da palazzi monumentali, fu residenza di patrizi veneti e si possono ancora oggi notare i resti di affreschi del Seicento. Maestosa è la Casa Gaia, con la sua facciata elegante, bifore con colonnine sottili, capitelli a fior di loto e un porticato meraviglioso un tempo dipinto. La torre comunale è il solo grande monumento che rimane delle 7 torri del castello, alta 28 metri e edificata sulla destra di Livenza. Numerosissime sono le opere d'arte e tra gli stemmi il più importante è il Leoni Moeca, dall'aspetto terrificante, con un libro chiuso per simboleggiare un periodo non felice per la comunità locale. E infine, nella piazza Maggiore, il palazzo comunale con un'ampia loggia, eleganti finestre e un ampio salone detto Fontego, un tempio deposito di cereali e sale. Siamo al termine del nostro viaggio. Abbiamo navigato i primi 25 chilometri di fiume, ma senza dubbio possiamo affermare che Livenza ci ha fatto rivivere e sognare, così come è sempre stato.